Cari ascoltatori, buonasera, siamo ancora noi dei rami dell'ulivo. Anche oggi, inizio puntata, ci piace lasciarvi il nostro indirizzo che è via Castelfranco Veneto 85 barra 2 Pordenone e per la precisione vi ricordiamo che la stazione radiofonica dei Rami dell'Ulivo trasmette dalla Chiesa di Fede Adi, Faith Assembly of God. Come sempre aggiungiamo l'orario della nostra funzione domenicale che si svolge dalle ore 9 alle ore 11 proprio dell'indirizzo che vi abbiamo appena indicato. E con questo, come sempre, speriamo che cogliate l'occasione per venirci a trovare, per passare del tempo davanti al Signore, lodandolo, pregandolo e ascoltando la sua parola. Bene, anche oggi abbiamo preparato per voi una piccola meditazione partendo dalla parola del Signore, che oggi si trova in Salmo 1, verso 1 e 2, che vi leggerò subito. Salmo 1, verso 1. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori. Verso 2. Ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Amen. Parola di Dio. Bene, carissimi ascoltatori, come sempre sapete che ci piace ognuno di noi che è qui, Tiziana, Brian, ci piace portare a turno, no, dei versi da meditare perché ci colpiscono magari e ci hanno colpito particolarmente per qualcosa che ci hanno rilasciato. Ecco, in questo caso Brian ha scelto i versi di oggi e quindi con piacere, Brian, ti lascio il microfono a te. Grazie mille Cristina della parola. Oggi vorrei parlarvi appunto di Salmi capitolo 1, versetti 1 e 2. Se vediamo nel versetto 1, lì cominciamo a vedere la degenerazione del declino della morale di un essere umano. Infatti il versetto dice che beato è l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Quindi prima di tutto si parte da un consiglio, cioè dalle persone che non sanno dove vanno, credono di saperlo e ti consigliano. E purtroppo molte volte ti ritrovi con dei consigli dati da persone che effettivamente non sanno di quello di cui stanno parlando. Magari sono molto convincenti, sono carismatici, hanno carisma, insomma, no? Hanno carisma. E ti finiscono magari per convincere. E qua si passa alla seconda parte che dice che non si ferma nella via dei peccatori. Quando tu già cominci a intavolare un discorso con queste persone, o magari le frequenti, cominci a frequentarle, e queste persone, diciamo, ti fanno sempre più credere che loro sanno dove stanno andando, no? E ti fanno capire, credono, cioè ti fanno credere di capire cose nuove, cose magari che volevi sentirti dire anche, magari, no? Magari prendono i tuoi punti deboli, no? Quindi se sei uno che è solo, magari ti dicono, ma dai, vieni, c'ho una cerchia di amici, sai, ci sediamo, beviamo qualche birra, dico una a caso, perché mi tocca a me personalmente, ma potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere dai, vieni con noi che andiamo a fare questo, quello, adesso non mi vengono esempi concreti,
ma sappiamo tutti che nella vita ci sono state delle persone, a ognuno di noi immagino, che sembravano una cosa ma in verità erano altro. E infatti si passa alla terza parte in cui dice: Ma il cui diletto è nella no, scusate, e ne si siede sul banco degli schernitori. Che questa è l'ultima parte del declino, che se vedete è in tre fasi. Prima si ascolta un consiglio sbagliato, dopo se ne parla e si continua a parlare di questa cosa, magari con la persona che te l'ha dato, fino a che alla fine ti convinci del suo punto di vista e ti siedi nel loro banco ed è il banco degli schernitori però, e senza rendertene conto tu ti ci sei seduto. Questo per intendere che bisogna stare attenti perché, come sappiamo, comunque è meglio prevenire che curare, no? Quindi è molto importante cercare di non finire in questi giri, in queste tipologie di persone. E il versetto poi, il brano poi continua e dice: Ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e sulla quale medita giorno e notte. E qua si può capire veramente chi è l'uomo benedetto. Si può capire veramente chi è benedetto. È colui che medita la legge del Signore giorno e notte. È colui che guarda le cose sotto un'altra prospettiva. È colui che veramente che sa dove sta andando, perché il Signore glielo rivela passo dopo passo. È colui che va e si cerca di santificare nel Signore, cerca di migliorarsi, cerca di non peccare e ha una relazione col Signore che è una relazione vera e profonda e sa che il Signore è dalla sua parte. Quella è una persona che prospererà. Quella è una persona che avrà veramente dei consigli buoni da darti e che se tu vai nella sua via sarà non per peccare e alla fine ti siederai nel banco di giudizio, diciamo, ma non di giudizio, nel senso sarai con Cristo, andrai a vita eterna, avrai il banco della vita eterna, diciamo così, no? Quindi è molto importante riflettere su queste cose perché a volte diamo per scontato che parlare con qualcuno, con qualcun altro sia irrilevante. È molto sbagliato in realtà, è molto sbagliato perché non ci rendiamo conto che anche un contatto con una persona può scatenarci delle idee, dei pensieri. A volte è difficile tornare indietro dopo che si è presa una certa strada, molto difficile. Quindi prima di prendere decisioni avventate e affrettate, è meglio ponderare su queste decisioni. Io per primo, nel mio passato, prima della conversione, ho fatto brutte scelte. Dopo Cristo mi ha pulito, mi ha lavato, mi ha redento, però ho fatto delle brutte scelte in passato. E oggi posso confermare che sì, esistono persone che pensano di sapere dove vanno e non sanno dove vanno. E questo fa molto riflettere, fa molto riflettere. Infatti, per capire questa cosa serve molto discernimento, serve leggere costantemente la parola di Dio, entrare in preghiera e essere in una modalità proprio di battaglia spirituale con il mondo. Perché il mondo offre cose, offre consigli della carne, ti offre vai a bere, Pasquetta, allora Pasquetta no, devi andare a far festa in mezzo ai campi, a bere, a ubriacarti. E ci sono troppe festività, troppe cadenze, tipo i weekend, no? Dico, che portano le persone veramente a cercare uno standard di vita che veramente non lo definirei, è mediocre e non c'è neanche la salvezza di Dio. Quindi veramente io non sto qua per, diciamo, attaccare nessuno. Solo che vorrei che tutti quanti scoprissero veramente la bontà di Dio e quanto lo stare in compagnia, in unione, senza, come si dice, senza le cose del mondo, no? Possa veramente giovare all'anima, allo spirito e anche al corpo. Per esempio oggi sto registrando questo episodio sì, io posso essere testimone e sono testimone che la mia vita è cambiata da quando ho accettato Gesù. E gli ascoltatori sapranno un po' la mia storia, alcuni no, ma veramente vi garantisco che è un'altra vita, è un'altra vita. Io a volte passo per i bar con la macchina, magari adesso mi è successo proprio stasera,
E tu guardi le persone che sono al bar e ti chiedi ma cosa ci trovano lì ormai? Dove vanno? Perché sono lì? Fanno i soliti discorsi, bevono troppe birre, uno inciampa, l'altro cade, è tutto un disastro. Invece quando sei nell'opera del Signore, ti adoperi a portare più persone alla gioia che tu stai vivendo, è una condivisione. Invece quando sei lì nel mondo è un primeggiare, chi beve di più, chi fa più casino, chi urla di più, nessuno pensa all'altro, no? Non si mette al posto dell'altro. E questo è quello che Salmi 1, Salmi 1, 1, 2 ci vuole dire. Ci vuole dire non camminiamo secondo il consiglio di queste persone, non fermiamoci nemmeno nei loro bar e non cerchiamo nemmeno di sederci fra quelli che sono proprio i capi di quelli che stanno al bar. Per prendere il bar come esempio, ascoltatori, non è che andare al bar è un problema, però è per prenderlo come un esempio, il bar serale, no, capite? Quello a una certa ora, come mi dice mia mamma sempre, non c'è mai nessuno di buono in giro dopo una certa ora. E ha ragione, è così, è così. Perché chi deve lavorare il giorno dopo va a casa a dormire. E questo è importante. E non fermarci quindi nel banco degli schernitori, ma il cui diletto è la legge del Signore. Cioè, è lì il punto in realtà. Non dobbiamo cambiare noi, ascoltatori, sapete? Cioè, non è che voi dovete sforzarvi, oh no, adesso divento cristiano, devo lasciare la birra, la sigaretta, la marijuana, quello che è. Non è lì il punto. Il punto è che mentre scoprirete l'amore di Dio, le lascerete automaticamente, non ci sarà neanche lo sforzo, è una cosa che viene graduale e che il Signore vi metterà nel cuore. Poi ovviamente ci vuole un minimo impegno, sai, ti verrà la voglia, devi placarla in qualche modo. Però quando cominci a vedere che le cose funzionano e che le cose vanno anche in un altro verso rispetto a quello che tu pensavi che andassero, allora lì veramente, cari ascoltatori, capirete veramente che l'amore del Signore va oltre ogni cosa. Ed è molto importante capire questo. È molto importante capire questo perché, come mi ripeto a me stesso spesso, quando sono solo, quando sono in mezzo alla gente, ma ho quel momento di visione che vedo Dio, nel senso vedo Dio, scusatemi, passatemi il termine, cioè ho dei pensieri molto profondi che io reputo, che è la mia coscienza che mi parla, no? Io vedo che andiamo tutti verso la morte ed è questa la verità, dura, dura da accettare, ma è così, no? Come tutti ben sappiamo, non c'è nessuno in questa terra che non può non morire. Però il bello è che ci hanno offerto un posto dove andare. Ci hanno offerto un posto, Gesù è venuto a offrirci un posto dove andare. E questo posto, ragazzi, è gratuito. È gratuito nell'accettare Gesù Cristo. Basta accettarlo come Salvatore e Signore. E questo posto è nostro. Ed è un posto che ci vai con la famiglia dopo, con chi è convertito, con chi ha condiviso con te il dolore di essere santificato. Perché sì, viene graduale, viene automatico, certo, ma mentre siamo nel mondo siamo quasi additati come persone strambe, le persone ci schivano, ma è normale, cioè, perché il mondo va in una direzione che è opposta a quella che stiamo andando noi. E quindi, cari ascoltatori, per non dilungarmi troppo, io vi riassumerei in poche parole. Prevenire è meglio che curare. Cercate veramente di non seguire il consiglio degli empi, nemmeno ancora camminare secondo la loro via e proprio non dovete mai sedervi nel banco degli schernitori. Cristina, ti passo la parola, grazie mille. Grazie Brian, grazie veramente per le tue parole che veramente questo commento devo dire che ha toccato veramente il mio cuore perché giustamente tu hai detto, cari ascoltatori, il consiglio, no, che vi do meditando questo salmo è quello di cercate di seguire la strada del Signore e non quella delle persone che in qualche maniera possono avere un impatto negativo nella vostra vita, anche se magari in un primo momento uno non se ne rende conto, ma eh, cercate, cari ascoltatori, e cerchiamo anche noi dei rami dell'ulivo, Brian, Tiziana, cerchiamo veramente sempre, ogni giorno di fare le scelte giuste, di ascoltare, no, quello che il Signore quando siamo nella sua presenza ci suggerisce
e quindi sforziamoci perché come hai detto tu, Brian, è un procedimento che viene sì da sé giorno dopo giorno, ma c'è anche una parte che dobbiamo fare. Qualche volta questa parte può essere anche una parte di difficoltà perché entrare, no, nella porta stretta, come abbiamo già commentato in un'altra puntata, può essere difficile, ma è quello che il Signore ci dice: entrate nella porta stretta e andrete lontano, avrete una vita piena di benedizioni e quindi è importante fare le scelte giuste. Quindi devo dire, cari ascoltatori, caro Brian, che non posso aggiungere più di quello che tu hai già detto così bene, no? Anche portando la tua esperienza e ti ringrazio per questo perché a volte non è facile, no? Anche aprire agli altri quelli che è stata la propria vita, quelle che sono state le scelte anche a volte sbagliate che ognuno di noi ha fatto, ma questo veramente può essere di arricchimento a me che sto ascoltando, a Tiziana che siamo qui e anche ai nostri ascoltatori. Quindi grazie Brian. A questo punto io direi, con il tuo permesso, proprio mi sento di chiudere questa meditazione proprio perché, come dicevi tu, è un procedimento, le cose man mano che andiamo avanti vengono da sé, ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Quindi desidero proprio pregare il Signore affinché abbiamo noi che siamo qui, noi dei rami dell'olivo, io Tiziana, te, ma anche i cari ascoltatori, questa forza di fare ogni giorno le scelte giuste secondo la volontà del Signore. Sì, caro Padre, sono qua davanti a te dopo aver ascoltato le parole del caro Brian, Signore. È proprio vero, Signore. Tu hai tante benedizioni per noi. La prima di esse è la tua presenza nella nostra vita. Tu ci ami, tu hai provveduto ad ogni cosa e desideri che noi stiamo bene, ma è anche vero, Signore, che noi siamo chiamati a fare delle scelte ogni giorno. Padre, ti chiedo per me, ti chiedo per Brian, per Tiziana, per gli ascoltatori che in questo momento ci stanno seguendo, dacci, Signore, quella forza di cui abbiamo bisogno, che può venire solo da te, perché, come è scritto anche nella tua parola, Signore, la tua forza si dimostra perfetta nella nostra debolezza. A volte abbiamo dei momenti di debolezza in cui fatichiamo anche a fare quello che sappiamo giusto, ma noi ti chiediamo veramente di aiutarci ad appoggiarci interamente a te, perché sappiamo che appoggiandoci interamente a te possiamo proprio dalla tua presenza trarre la forza per poter vivere secondo la tua volontà, vivere questa vita secondo il tuo piano perfetto che un giorno ci porterà davanti a te, Signore. Grazie Padre per questo momento di condivisione con Brian, con Tiziana, con gli ascoltatori e Padre aiutaci veramente perché conosci le nostre fragilità. Nel nome di Gesù abbiamo pregato. Bene, cari ascoltatori, anche oggi al termine della nostra puntata desidero come sempre lasciarvi i nostri recapiti telefonici che vi possono aiutare proprio anche oggi nello specifico a ricevere, no, i giusti consigli per poter avere una vita
con il Signore. Come hai detto tu, Brian, dobbiamo avvicinarci anche, dobbiamo frequentare anche delle persone che ci possono arricchire nello spirito, che ci possono indirizzare veramente secondo la volontà del Signore. A proposito di questo, vi lasciamo prima di tutto il recapito, il nostro primo recapito, che come sempre è anche in sovraimpressione, che è il numero di telefono del nostro caro pastore, a cui potete rivolgervi proprio per ogni vostra esigenza spirituale. Allora il numero è 389 68 1 2 9 2 2. E poi vi ricordiamo anche che abbiamo una linea di preghiera, e per lasciare le vostre richieste potete farlo a questo numero: 3 4 0 7 4 3 5 0 0 8. Bene, carissimi, anche oggi il nostro tempo è terminato. Veramente che il Signore aiuti ognuno di noi a fare ogni giorno, ogni momento, perché ogni momento siamo chiamati proprio a fare la scelta giusta. E quindi vi auguriamo un fine serata al meglio, e vi diamo appuntamento a domenica prossima con una nuova puntata dei rami dell'ulivo. Shalom!